La parrocchiale dedicata ai santi Rocco e Domenico è una chiesa strettamente legata alla sua comunità. La sua posizione, affacciata su Corso Vittorio Emanuele II nel pieno centro di Conegliano, e la sua storia, iniziata a seguito di una serie di pestilenze, parlano di un legame spirituale che non si può considerare marginale. La devozione a San Rocco è attestata in città in occasione della peste del 1476, ma solo dopo l'ennesima epidemia del 1630 viene effettivamente avviata l'opera di costruzione dell'omonima chiesa. Nel 1639, con la struttura completata ma non ancora rifinita dagli arredi, gli viene annesso un monastero di monache domenicane, alle quali si deve l'aggiunta della dedicazione a San Domenico di Guzman. La facciata, ultimata solo nel 1901 ad opera dell'architetto veneziano Vincenzo Rinaldo, è immagine e simbolo del lungo tempo nel quale la parrocchiale è stata interessata dai lavori di completamento. Il suo aspetto, chiaramente legato al periodo neoclassico, con lesene scalanate, capitelli corinzi, fregi e timpani, ci introduce nel portico del 1671 ed in seguito all'interno dell'aula, sulla quale si affacciano cappelle con altari marmorei inseriti per la maggior parte nell'Ottocento e provenienti da altre chiese. Entrando, due opere pittoriche si impongono alla vista: l'apoteosi dei santi Rocco e Domenico, affrescata da Giovanni de Min nel 1827 sul soffitto della navata, si compone di una vera e propria spirale ascendente di angeli dai colori sgargianti. Le nozze mistiche di Santa Caterina d'Alessandria, pala del Pozzo Serrato del 1593, collocata sulla parete absidiale e proveniente dall'omonimo oratorio cittadino, rappresenta un convivio di santi stretti e partecipi attorno alla scena nuziale. Dalle cappelle laterali fanno capolino altre opere, meravigliosi esempi di cosa gli artisti del nostro territorio hanno saputo produrre nel passato più recente, come le sculture del solighese Paolo Possamai o gli affreschi di Giuseppe Modolo. La loro presenza è un invito ad una visita lenta, a non dare per scontato che i capolavori siano solo quelli che si scorgono in un colpo d'occhio dalla porta della chiesa, e allenando i nostri occhi a una ricerca non scontata della bellezza.